ed ecco Antonutti, un grande esordio subito prima la tua Reggiana, perché grazie al risultato che è maturato a Bologna, dove la Conad ha battuto 7-6-6-9 la Giorgio Tesi Group, stasera siete di nuovo alla pari con Pistoia. Voi avete anche la partita, cioè avete da recuperare oltre a questa sera rispetto a Pistoia, e c'è da dire che Brindisi può salire alla stessa quota se batte domani Veroli. Beh, sappiamo che è un campionato equilibratissimo, è un campionato difficile, ci sono tante squadre vicine, tante squadre che hanno grandi ambizioni. È un campionato duro, si sapeva. Il mio obiettivo era quello di entrare in un gruppo già ben consolidato, in un gruppo già ben oliato, con grande qualità, quindi il mio obiettivo è quello di riuscire a entrare, a dare energia positiva senza togliere quelle chimiche che hanno reso Reggio Emilia tra le prime. Ecco, vieni da Montegranaro, dove evidentemente qualcosa non ha funzionato, sei per molti, come dicevamo per Gergati, un giocatore da serie maggiore, la speranza di rientrare anche presto nel giro azzurro la conservi, perché Pianigiani osserva molto la Lega 2 e ovviamente tiene d'occhio non soltanto, avevamo visto l'anno scorso Renzi, ma insomma altri giocatori che in questo momento potrebbero tornare utili. Sì, bisogna dire che il campionato di Serie A ha una fisicità molto maggiore, però si vede che ci sono grandi giocatori di grande qualità e sto pian pianino imparando dall'interno a conoscere questo campionato. Ti dico, non è da sottovalutare, e adesso non penso né a Nazionale né a quel che è stato o perché sono andato via per vari motivi, perché sono riconoscente a Montegranaro, in cui ho trovato veramente una piccola famiglia ma che mi ha dato grandi emozioni. Però adesso devo pensare a Reggio Emilia, mi ha accolto a braccia aperte e mi sono trovato subito riscaldato con questo clima freddo dalla gente, dalla squadra, quindi meglio di così, un'accoglienza super, e ringrazio per la vittoria anche questa grande accoglienza. E allora in bocca al lupo e buona avventura con Reggio Emilia a Antonutti, grazie. Grazie e un saluto a tutti. Grazie. Ed ecco qua Max Menetti per